Ore 13, buongiorno in diretta dopo il telegiornale della nostra prima edizione. Come ogni giovedì è il giorno in cui la CGIL risponde alle vostre domande, in quale cerchiamo di ragionare anche su qual è il futuro di tante questioni che riguardano il lavoro, ovviamente. Allora oggi ci chiediamo qual è il futuro con questo decreto dignità, se ne parla, si dibatte da lungo tempo. Peraltro abbiamo visto anche nel telegiornale, c'è in corso a Milano in questo momento una manifestazione, un incontro, un vertice di Confartigianato nazionale per chiedere al governo più misure per lo sviluppo e per le infrastrutture. Ci sono anche ovviamente i rappresentanti di Confartigianato del Veneto. Allora noi ci chiediamo questo, quale futuro con il decreto dignità, con Giacomo Vendrame, segretario generale della CGIL di Treviso. Buongiorno. Buongiorno a tutti. E poi con Luigino Tasinato, segretario generale NIDIL Treviso, quindi parleremo di precariato anche, quindi è un tema molto importante, e sempre del NIDIL Rossana Careddu. Buongiorno. 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 Allora, subito una parola con Giacomo Vendrame. Decreto dignità, adesso ci spiega bene un po' qual è la vostra posizione, anche se un po' ce l'avete già raccontato. La cosa che volevo chiederle è, si parla ormai da ore del passo indietro del governo in Europa, con il deficit che da 2,4 passa a 2,04. Sì, anche le cifre paiono un balletto. Certo. Un po' macabro anche secondo me, nel senso che poi la questione vera è che per mesi siamo rimasti bloccati al 2,4. La questione non è tanto quanto deficit fai per quanto ci riguarda come CGIL, ma cosa fai con quel deficit. Il punto vero è che poi ci sono i meccanismi economici finanziari che fanno sì che per tanto tempo tu hai tenuto quella posizione e lo spread, ad esempio, la tua credibilità come paese è rimasto particolarmente alto e ha un'implicazione su, voglio dire, ad esempio l'interesse che paghi sul tuo debito. Quindi hai perso in qualche modo dei miliardi reali per fare cose reali. Probabilmente si poteva fare prima questo tipo di mediazione. La questione vera ritorna ad essere, secondo me, e non l'abbiamo ancora capito del tutto, cosa faranno con quel 2,04 di deficit. Nel senso che i grandi capitoli su cui si è discusso per tantissimo tempo, mi riferisco a reddito di cittadinanza e pensioni, soprattutto perché su flat tax è stata rinviata. Diventa quota 100? Cioè, sulle pensioni, ad esempio, cosa hanno deciso di fare? Cioè, la promessa in campagna elettorale era: abroghiamo la legge Fornero dal 1° gennaio 2019. Ora, fino a settembre 2019, non succederà nulla per certo, perché lo dice l'INPS, nel senso che ora che fanno la legge, ora che fanno circolari operative, attuative, ora che faranno tutto quello che serve, forse a settembre 2019 cambierà qualcosa. Ora, io lo dico, i lavoratori non vanno presi in giro, ed è proprio per quello che noi ci auguriamo che dopo il primo incontro fatto da Conte con CGIL e Cislo Will si vada avanti con un confronto reale, non solo di ascolto come è stato il primo incontro, e che si capisca davvero per i lavoratori pensionati cosa c'è dentro questa legge di stabilità, perché per ora c'è veramente davvero poco. Peraltro, sempre notizia di oggi è che questa riduzione a quanto pare non soddisfa comunque l'Unione Europea, e quindi se la speranza era quella di evitare una procedura di infrazione, non c'è nemmeno questa speranza. Il dialogo con l'Europa è sempre difficile, d'altronde se tu spari contro il soggetto Europa, poi allo stesso tempo vuoi trovare un accordo, per chi fa sindacalista si sa che non è proprio una strategia del tutto vincente. Poi che l'Europa, e questo lo dico, a volte esageri sul rigore è cosa, voglio dire, che anche noi sosteniamo. Il punto vero sta sempre nella qualità della manovra, non solo sugli aspetti numerici, perché è evidente che se tu sfori e fai deficit attraverso investimenti, l'Europa probabilmente è più in qualche modo propensa a darti dei margini di flessibilità. Se invece tu con quel 2,04 metti in campo manovre incerte che non si capisce quale tipo di impatto economico e sociale possono avere, è chiaro che l'Europa è più rigida. Poi vedremo, ripeto, mi auguro si trovi un accordo nell'idea che un'Europa è necessaria, deve cambiare anche come atteggiamento rispetto ai paesi in più difficoltà come il nostro. Ricordo, non l'ho fatto prima, lo ricordo ora, che potete intervenire in diretta, 0422 162 6798, lo vedete in sovraimpressione il numero di telefono, e sulla pagina Facebook di cui vedete
l'indirizzo per scrivere le vostre domande, postare le vostre domande. Prima di parlare con i nostri ospiti proprio del settore specifico, però, ecco, le chiedo, decreto dignità? La posizione della CGIL è una posizione... non so se note, insomma. Noi ci siamo chiesti qual è il futuro, c'è un futuro certo. con il decreto di dignità? Ma io penso ci sia sempre un futuro, indipendentemente dalla norma, voglio dire, cioè, noi ci auguriamo che ci sia e noi siamo in campo perché ci sia anche di qualità. Sul decreto di dignità si sono spese milioni e milioni di parole, a volte senza andare a centrare i veri problemi, secondo me. Allora, che fosse necessario nel nostro Paese ammettere un limite, utilizzo questo termine, alla liberalizzazione del tempo determinato, per noi è vero, cioè bisognava mettere un limite, c'era un'eccessiva flessibilità su alcuni fronti. Quindi il decreto di dignità partiva da un'idea che noi condividiamo. Poi bisogna dire, e lo diciamo senza problemi, proprio perché a noi piace stare sul merito, che il decreto di dignità ha alcune cose che sono fatte male, cioè incongruenti, che creano dei problemi, via dicendo. Quindi da un'idea iniziale che aveva un senso, ridurre la precarietà e dare stabilità ai rapporti di lavoro, si è arrivati a una situazione anche dal punto di vista giuridico, poi avremo modo di approfondirlo, con alcune incertezze. Non posso però accettare la critica a chi dice ritorniamo alla situazione precedente, perché bisognerebbe sempre andare a vedere quali sono le condizioni reali dei lavoratori nel momento in cui hanno una ripetizione immotivata, ad esempio, di un tempo determinato. Ed è il motivo per cui ai soggetti che chiaramente incontreranno difficoltà rispetto al decreto di dignità, che vengano da noi, perché noi abbiamo la possibilità di verificare realmente dove ci sono delle condizioni per riuscire ad avere una risposta anche appunto di futuro, e dove invece ci sono dei problemi che vanno risolti in altro modo. Ecco, in questi mesi quanti sono rivolti a voi, cioè tanti, che domande vi fanno? Beh, questo dovresti chiederlo alla categoria. Adesso lo chiederò subito, l'attenzione c'è, molto di più dall'impresa, devo dire. Si sono trovati anche delle escamotage per rinviare il problema, perché alcuni rinnovi contrattuali più lunghi hanno bypassato temporaneamente la normativa più restrittiva. Quindi il vero punto scatterà dal 1° gennaio 2019, o meglio, ancora meglio, nel primo trimestre del 2019. Lì si vedranno i veri effetti della nuova normativa, ma ricordiamo sempre i veri effetti degli atteggiamenti dell'impresa rispetto alla nuova normativa, perché poi è l'impresa che decide rispetto all'impianto normativo. Noi vorremmo poter tutelare il lavoro come sempre facciamo. Allora, Luigino Tasinato, partiamo proprio da qui. Intanto ricordiamo cos'è NIDIL. NIDIL è una categoria ormai non più nuova per la CGIL, perché ha 20 anni, che però si occupa di quel mondo che non è, come dire, organizzato nei vecchi schemi produttivi dell'organizzazione, cioè quelle identità di lavoro, nuove identità di lavoro che sono un'area grigia, le collaborazioni, i lavoratori autonomi, i voucher quando c'erano, tutte quelle forme di lavoro che sono presenti nel mercato del lavoro, ma che non sono organizzate tipo il metalmeccanico, piuttosto che il tessile, piuttosto che l'edile, dentro alla fabbrica costruita come entità organizzata. Ecco, questo in più si occupa della somministrazione, questo mondo che riguarda il lavoro che si chiamava una volta interinale, che è stato chiamato lavoro somministrato, con una parola secondo me brutta, perché sembra un cibo. Significa che lo si equipara dal punto di vista etico. Cosa fa l'agenzia di somministrazione? Compra delle ore di lavoro dal lavoratore e le rivende guadagnandoci, quindi è un ragionamento. Però tant'è, insomma, questa è una cosa che esiste, che purtroppo o per fortuna, dipende dai punti di vista, sta crescendo nel mercato del lavoro, forse meglio dire stava crescendo, e portava a una precarizzazione sempre di più del lavoro. Perché? Perché la somministrazione era esclusa dalle vecchie regole che esistevano per il contratto a tempo determinato, e quindi questo ha portato a delle storture, cioè si poteva fare, uso poteva, no? Devo stare attento con i tempi perché c'è un po' di confusione anche sulle cose. Si potevano fare, per esempio, contratti di lavoro di mezza giornata, prorogabili all'altra mezza, prorogabili a un altro giorno, indipendentemente dal numero che si poteva, dalle regole, quindi uno poteva andare avanti la vita a non sapere se il pomeriggio lavorava o no.
della stessa giornata. Ecco, questo era francamente eccessivo e quindi io sono d'accordo con Giacomo, non posso dire che questo decreto, poi la dignità secondo me è spesa non proprio a proposito, però insomma che questo decreto non serviva. Il problema nasce nel momento in cui, quando si mette mano a un settore legislativo così complesso e non si ha una visione generale della situazione, cosa che secondo me è mancata, le buone intenzioni rischiano poi di trasformarsi in cattivi risultati e secondo me questo è successo. Allora, pubblicità, poi entriamo proprio nel vivo della discussione. Rieccoci in diretta, stiamo parlando con la CGIL come ogni giovedì, se volete intervenire in diretta il numero di sovraimpressione oppure per scrivere domande sulla pagina Facebook, parliamo del decreto dignità. Tasinato, prima che ci interrompessimo con la pubblicità, diceva insomma le buone intenzioni non bastano. Sì, stavamo dicendo quel che c'era prima. Con questo decreto sono cambiate tante cose. La prima è che ha normato i contratti a tempo determinato diretti con le imprese e li ha ridotti e ha inserito anche la somministrazione all'interno di queste regole, dove prima ne era esclusa. Quindi è un bene questo? Sì, dal punto di vista dell'idea. Ho dei dubbi dal punto di vista pratico, perché cambiare una legge con un decreto significa che l'organizzazione delle imprese non è che è subito così conseguente ed era basata su dei ragionamenti. È stata inserita una norma per decreto e da quel momento lì è cambiato, mettendo in crisi la parte debole del soggetto, perché l'impresa in qualche modo si arrangia, ma il lavoratore, quando qualcuno si è sentito dire guarda non ti posso più rinnovare il contratto, mi spiace, non è colpa mia, l'ho rinnovato settimana per settimana per 2 anni, e la settimana dopo non ti posso più rinnovare il contratto. Ed è vero, perché si interveniva in questo modo, tant'è che poi nella conversione del decreto si è costruito un periodo transitorio fino al 31 di ottobre. Ora, qual è la situazione attuale? Che dal 14 di luglio è partito il decreto, ci sono 2 mesi in cui si è applicato il decreto totalmente, mese e mezzo, e quindi lì qualcuno ne ha pagato anche il prezzo, bene o male. C'è stata la situazione transitoria in cui si è tornati alla normativa di prima, perché la legge di conversione ha messo un periodo transitorio fino al 31 di ottobre. Dal 1 di novembre le regole sono queste: il contratto a termine può essere fatto una volta sola, senza alcun tipo di motivazione. Dalla seconda volta ci deve essere una motivazione specifica. Chiedo scusa, che durata ha questo contratto a termine? Una volta sola. Quel contratto lì può essere un contratto di mezza giornata o un contratto di 12 mesi. Da mezza giornata fino a 12 mesi. Quel contratto lì può essere però prorogato, che non vuol dire un altro contratto. Io lo faccio di mezza giornata e poi lo prolungo fino a un massimo di 6 proroghe per la somministrazione, 4 per e fino a un periodo massimo di 12 mesi. No? Quindi il contratto è 1, il secondo ha bisogno della motivazione. Quell'uno primo può essere o fatto interrotto o prorogato fino a un massimo di 1 anno. Passato l'anno, sia che si tratti di proroga o di nuovo contratto, deve esserci la motivazione. E le motivazioni sono molto rigide. Risultato, per avere la stessa libertà che avevano prima le imprese, è stato ridotto il contratto da 36 mesi che era prima a 12, a parità di libertà. Certo. E 12 che devono essere comunque dello stesso, perché se prima io facevo, avevo bisogno di un lavoro per 3 mesi, poi uno stava a casa un mese, dovessimo altri mesi, è ridotto a 3, cioè che il secondo non lo posso più fare, perché è un altro contratto. È confusionale, ma è così. Cos'è successo nel periodo di moratoria fino al 31 ottobre? Che chi poteva ha prorogato i contratti fino al massimo possibile, che erano i 24 mesi, perché si era nella fase in cui non era ancora attivo il decreto. Quindi abbiamo una situazione per cui... Ibrida un po'. Sì, abbiamo una situazione per cui ci sono contratti che sono stati fatti nel 2017, per esempio,
che arrivavano già ai 24 mesi e quindi quelli non potevano comunque essere prorogati oltre il 31 dicembre, mettiamo, no? E quindi ci aspettiamo una botta di scadenze al 31 dicembre che è grossa, in cui i lavoratori, dopo dico una cosa. Poi ci sono contratti che avevano nati nel 2018 ad esempio e che quindi hanno approfittato, hanno prorogato un prolungamento lungo e vanno fino oltre la metà del 2019 perché si poteva fare e quelli salteranno perché erano fatti e quindi lì c'è un po' più di tranquillità. Altri che avevano già superato i 24 mesi e quindi andavano verso i 36 di prima e quelli alla normale scadenza non possono più essere prorogati perché quando scadono hanno già superato i 24 che è il nuovo limite che agisce anche sui contratti vecchi. Quindi c'è una situazione complessissima. Noi continuiamo a avere lavoratori e cominciamo adesso. Io una telefonata prima in macchina vendo qua di una lavoratrice che dice ma come io sto lavorando da metà del 2017, avevo il contratto fino al 31 dicembre, mi avevano garantito che passate le feste me lo rifacevano, adesso mi stanno dicendo che non possono più farlo, mi hanno detto di parlare con voi per capire se ci sono possibilità, cose. Perché? Perché è intervenuta questa roba qui. Ora, dare un giudizio sulla roba è complicato, intanto agiremo sull'immediato cercando di garantire a queste persone almeno il sostegno dell'ammortizzatore sociale, quindi sarà a fare le domande di disoccupazione eccetera eccetera eccetera. Poi il capire come si supera questa cosa qua, in questo momento lo so, io vengo da un congresso a Napoli in cui si sta pensando, della mia categoria e quindi della somministrazione, sta pensando di capire come poter fare per delegare alla contrattazione, quindi non libertà degli imprenditori come si diceva prima, ma delegare alla contrattazione la possibilità di andare caso per caso in situazioni particolari in deroga a delle cose, però la cosa è ancora in embrione e si discuterà insomma. Vendrame, su questo il governo non ha intenzione di fare nessun aggiustamento, che voi sappiate, insomma, se avete avuto un dialogo con... Il problema è che il governo è stato confusionario, come spiegava Gigi, perché la situazione è molto complessa nel fare la norma e pare altrettanto confusionario nel capire quale toppe mettere, perché non è che un provvedimento non si possa modificare, bisogna però mantenere una coerenza e se la coerenza dall'inizio non c'è è complicato mettere. Noi stiamo interloquendo quando dico noi dico CGIL e CISL-UIL col governo per mettere in evidenza alcune storture che in alcuni casi sono anche inevitabili, sia chiaro, ma in alcuni casi erano evitabili benissimo, per provare a trovare una soluzione, perché la situazione è complessa. Io parto sempre dai dati e non lo diciamo noi, lo dicono le statistiche. Su 100 contratti a termine solo il 70-65% sono motivati e le motivazioni sono due per cui c'è un contratto a termine: o il picco produttivo, ho una commessa enorme e quindi devo prendere lavoratori in più e che però è temporaneo il picco produttivo, o la stagionalità. Ho un'attività stagionale che si svolge 3 mesi all'anno, voglio dire, è chiaro quello. Da queste due motivazioni non si esce? No, ci sono altre motivazioni. Di maternità, però questi sono i motivi per cui anche noi come sindacato riconosciamo una situazione oggettiva di contratto a termine anche ripetitivo. Il problema è il 35%-30% di situazioni in cui la ripetizione del tempo determinato è immotivata. Ora, se noi in qualche modo quelle persone riuscissimo a stabilizzarle, sarebbe un risultato eccezionale. Considerate, adesso io non mi ricordo i dati, ma a livello Veneto le assunzioni a tempo determinato, adesso non mi ricordo, ma in un anno sono veramente tantissime, sì. Quindi il 35%, non mi ricordo, ma mi pare siano una cosa come 15.000 lavoratori che tu puoi stabilizzare da domani, perché l'impresa li sta utilizzando impropriamente a termine. Perché li sta usando? Perché il posto è sempre lo stesso. Ora, se io ho un'organizzazione aziendale in cui ho un posto in quel banco lì, di quell'officina lì, e c'è sempre quel posto, e ci alterna un lavoratore, poi un altro, è difficile dire che quello è un tempo determinato. Il posto di lavoro c'è sempre, certo. È solo una scelta aziendale quella di rendere precario quel lavoratore che va lì, perché se la posizione di lavoro è la stessa, la mansione è la stessa. Telefonata in diretta, buongiorno, con chi parliamo? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, io vorrei gentilmente delle risposte esaustive a quello che sto dicendo. Le posso chiedere come si chiama, da dove chiama? Da Padova. La signora? Nadia. Nadia da Padova, ci dica. Allora,
E per il babbo e la mamma degli extracomunitari con la legge 2000, cioè uno Stato che dal 2000 con la legge 388 inserita nella finanziaria 2001 dell'allora governo Amato ha dato la pensione al babbo e alla mamma degli extracomunitari che sono residenti qua per finta, solo finché prendono l'assegno, gli danno la pensione anche se non hanno mai versato un contributo. Allora io mi chiedo, ai figli di questa gente che magari si trova senza lavoro, gli danno anche il reddito di cittadinanza, là quello che ha fatto Luigi Di Maio, perché hanno diritto, così fanno il cumulo tra il babbo e la mamma e loro senza aver mai versato un contributo il babbo e la mamma. E vorrei sapere, se questa gente non trova lavoro, li manteniamo senza aver versato contributi? Già siamo in difficoltà noi italiani. A queste persone gli diamo sempre i soldi perché la legge, perché l'Europa, perché così, perché colà. Le finanze dello Stato italiano sono esigue, ma per questa gente ci deve essere sempre i soldi. Vorrei avere una risposta esaustiva. E cosa fanno i sindacati a tutela dei cittadini italiani? Grazie e buongiorno. Grazie signora Nadia. Chi risponde? Risponde lui sul tecnico, perché non ho ben capito, devo essere sincero. Io rispondo su una cosa: noi siamo il sindacato dei lavoratori e non distinguiamo da cittadino italiano o straniero. Per cui quando la signora dice gli italiani fanno fatica, la verità è che sono i lavoratori che fanno fatica. Quindi io non distingo le due questioni. Benissimo, e condivido questa cosa, nel senso che il sindacato è dei lavoratori. Se poi uno non si riconosce del sindacato è liberissimo di farlo. Il sindacato è dei lavoratori e tutela i lavoratori e i pensionati, tutti. Detto questo, sulla questione delle pensioni ai genitori eccetera eccetera, io credo, signora, che lei abbia preso un abbaglio, nel senso che la pensione in questo paese, la pensione si prende quando si sono versati individualmente e non dai figli, dai nipoti, individualmente, almeno 20 anni di contributi. Quindi chi prende una pensione in questo paese ha versato almeno 20 anni. Il resto sono bufale e vanno di moda, purtroppo. Detto questo, invece, c'è una differenza fra pensione e assegno sociale, che è un'altra cosa, che si chiama assistenza alle persone che ne hanno bisogno ed è legato al reddito, alla capacità di produrre reddito, alla situazione sociale. Lo percepiscono sia i cittadini che hanno una nazionalità sia quelli che ne hanno un'altra, purché abbiano determinati requisiti che in democrazia, signora, non possono essere divisi in base all'etnia e alla provenienza delle persone, perché questa è democrazia, se no si chiama un'altra roba e è meglio che non la dica. È stato molto chiaro. Allora, volevo un attimo chiedere a Rossana Careddu. Adesso torniamo anche a Tasinato, però concretamente ci parlava prima delle telefonate che arrivano. Ecco, volevo chiederle la casistica di quello che vi chiedono a voi, sindacato, cosa gli rispondete, insomma, in questo periodo un po' difficile e complesso con i cambiamenti in atto. Le abbiamo sentiti raccontare proprio da Tasinato. Cosa vi chiedono? Ci chiedono cosa gli succederà, nel senso che ci sono due casistiche. La prima è quella del lavoratore che si trova di fronte al datore di lavoro che gli dice c'è la nuova norma, come diceva prima Gigi, mi dispiace ma tu da domani sei a casa. Che poi, tornando indietro, prima le domande erano: ma adesso che io sono stato assunto prima dell'entrata in vigore oppure dopo, la proroga è prima, la proroga è dopo, cosa devo fare, cosa non devo fare? Queste erano le domande quest'estate più o meno. Esatto. E adesso invece si sono un po' più stabilizzate e quindi la domanda è: cosa mi succede? È giusto che mi lasci a casa o no? E quindi in quel caso bisogna far venire il lavoratore, che il lavoratore venga da noi studiamo la pratica, controlliamo tutto il rapporto di lavoro, le proroghe e tutto quanto e vediamo se si può fare qualcosa oppure no. L'altro filone invece riguarda la somministrazione, perché
La normativa sui contratti a termine riguarda i contratti direttamente con il datore di lavoro e i contratti in somministrazione a tempo determinato, però i contratti con l'agenzia possono essere anche a tempo indeterminato. Quindi cosa vuol dire? Che il lavoratore è alle dipendenze a tempo indeterminato con l'agenzia e poi l'agenzia lo manda a seconda delle esigenze nelle varie aziende. Quindi cosa sta succedendo? Che nel momento in cui un lavoratore non può più essere prorogato perché sono stati raggiunti 24 mesi o perché non si può porre la causale, viene proposta la somministrazione a tempo indeterminato e quindi i lavoratori ci chiamano per capire cos'è e come funziona. Quindi anche in questi casi, se dovesse succedere, noi siamo in grado di fornire tutte le informazioni in quest'ambito qua. Queste sostanzialmente sono le esigenze che ci sono adesso, poi ovviamente quando ti trovi di fronte al dovergli dire sì, questa è la normativa diventa un po' complicato, però questa è la casistica che ci capita. Pubblicità, poi torniamo con Rossana per chiedere ancora appunto come sta andando appunto in questi mesi un po' difficili. Rieccoci in diretta, ore 13, oggi la CGIL che risponde alle vostre domande. Allora subito abbiamo una telefonata in diretta, con chi parliamo? Buongiorno, sono Maria da Conegliano. Buongiorno. Salve, buongiorno, ci dica. Ascolti, io avevo bisogno di sapere un po' come funziona il contratto a chiamata. Abbiamo i nostri esperti qui. Certo. Ci dica pure. Basta questo? Allora, mio marito ha avuto un contratto a chiamata e in 2 mesi l'hanno chiamato solo 2 giorni. Prego, vai. Vai. No, vai. Allora, se il contratto a chiamata, proprio perché si chiama a chiamata, è un contratto di lavoro che può essere a tempo determinato o indeterminato. Sì. Se è a tempo determinato è soggetto anche alle nuove regole, ma a tempo indeterminato no, in cui l'impresa dice io ti assumo, però ti assumo e ti chiamo quando ho bisogno di lavorare, di lavoro, sì, okay. Che potrebbe essere tutto il mese, un giorno al mese, un giorno alla settimana, un giorno ogni 6 mesi, non c'è una regola o un limite. Ho capito, volevo sapere Poi questo. ci sono 2 tipi di contratto a chiamata, uno in cui il suo marito è libero di accettare di andare a lavorare oppure no, e in quel caso non ha nessuna indennità per i periodi di non lavoro, oppure se c'è l'obbligo di accettare la chiamata, allora aspetta una indennità per i periodi di lavoro. Immagino che sia il primo tipo, perché sennò non avrebbe senso. Sì, il primo tipo. L'unico limite che c'è a questa cosa sono i settori. Intanto vorrei capire in che settore lavora suo marito, cosa fa? Una cantina. Prego? Cantina. Sì. E poi c'è un limite di età, nel senso che possono essere attivati fino a 25 anni e oltre i 55 anni di età. Sì, Questi sono i limiti previsti dalla legge. Sì. Oltre non sono in grado di dirle, signora, nel senso che, ecco, poi dal punto di vista strettamente della giurisprudenza, non della legge, siccome le parole hanno un senso, se io assumo uno a chiamata e poi lo faccio lavorare 4 mesi di fila tutti i giorni, secondo me lì ci sono le condizioni perché suo marito venga al nostro ufficio vertenze e dire non è più un lavoro a chiamata e lo trasformiamo. Il caso è il contrario. Il caso è esattamente il contrario. È stato chiamato solo 2 giorni. Comunque se passa presso le nostre sedi lì a Conegliano, parla con i nostri esperti del settore alimentare della FLAI e le danno anche tutte le risposte che le servono. Scusi, posso dirle un'altra cosa? Sì, certo. Va bene, un contratto chiamata, lei mi ha detto che è un contratto chiamata, però io penso quando uno assume una persona con un contratto chiamata aveva anche le esigenze di usare questa persona, non chiamarla in 3 mesi, 2 giorni. Allora, la logica direbbe così. In teoria sì. Siamo d'accordo, però è complicata. Uno dei problemi del contratto a chiamata è esattamente questo, che tu hai una disponibilità che però non è detto che venga esercitata dall'azienda e chiaramente l'azienda può essere anche un po' strumentale rispetto a questo, tenerti in qualche modo in sospeso eccessivamente. Se la può tranquillizzare, signora, le faccio un esempio che noi stiamo tentando di combattere ma non ci riusciamo. Allora, io conosco aziende che hanno in corso una 50ina di contratti a chiamata
in modo da avere la possibilità di avere 50 lavoratori se c'è lavoro o 0 lavoratori se non c'è lavoro. E purtroppo è uno strumento previsto nell'ambito legislativo. Ok, un'altra cosa, l'ultima poi non la disturbo più. Io come contratto chiamata, se un'agenzia mi chiama per lavoro, posso andare o devo essere... posso andare, sì, non è che io devo... A meno che non sia quel tipo di contratto che ha l'indennità di disponibilità, suo marito è libero di fare qualunque cosa e quando viene chiamato può dire vengo o non posso venire, nessuno gli può dire niente. Mi basta solo questo. La ringrazio, molto gentile, grazie. Grazie signora, grazie signora Maria. E quindi insomma è regolare insomma, questa situazione, un po' così particolare ma regolare. Insomma. Ne vedete molti di questi casi, appunto lei ha citato prima. Insomma. Ma io ne ho visto uno che ha fatto un contratto a chiamata e non hanno mai chiamato. Pazzesco. Mai chiamato. E la giustificazione dell'azienda? No, non mi servi, per adesso non c'è bisogno, e il lavoratore è venuto da me a chiedermi ma io cosa devo fare? Perché uno si trova con un contratto aperto, logicamente, come chiede la signora, se mio marito riceve un'altra proposta, cosa faccio? Perché magari uno è convinto di aver firmato un contratto e di non poter andare a fare un altro lavoro. Invece, spieghiamolo bene, lo può fare. Cioè la sostanziale differenza è tra contratto a chiamata con indennità di disponibilità o senza. Se io ho l'indennità di disponibilità, che vuol dire che quando non mi chiamano comunque mi garantiscono dei soldi, però sono obbligato a rispondere e ad andare quando mi chiamano, è un conto. L'altro, se io non percepisco niente, come nella stragrande maggioranza dei casi, e mi devono chiamare almeno 24 ore prima e io posso dire sì o no e quindi mi pagano se vado o no, lì se mi offrono un'altra cosa posso andare. Certo, quindi non c'è un legame. Insomma, il contratto a chiamata era nato negli anni passati per mettere in regola, ed è come sempre le cose nascono anche con un fine. Allora cosa succedeva? C'era chi faceva, che so, il cameriere la domenica, il ristorante che ha bisogno, la nozze e ha bisogno di 50 camerieri un giorno, non è che può assumere 50 camerieri. Tra questo da profano è un voucher. Il contratto a chiamata è nato prima del voucher. Allora, il contratto a chiamata cosa? Io so che ho un ristorante, so che ho 50 camerieri che chiamo quando mi serve, li chiamo il sabato e la domenica, questi sanno che sono liberi di lavorare dal lunedì al venerdì in fabbrica piuttosto che da un'altra parte. Quando ho bisogno telefono e dico tu puoi domenica, sì guarda io posso, vengo, e non ho la necessità di fare l'assunzione, perché il contratto è in essere, semplicemente a fine mese ti pago se hai lavorato. La differenza fra il voucher è che il contratto a chiamata, quando si lavora, versa i contributi, matura gli istituti, matura la tredicesima, matura tutto. Il voucher non matura niente. E quindi la differenza sta quindi se dovessimo fare una graduatoria che è molto complicata quando usi questi strumenti, il contratto a chiamata è meglio del voucher. Dopodiché è stato usato distortamente. Esatto. Con queste situazioni paradossali. Altra telefonata in diretta, buongiorno, con chi parliamo? Sì, buongiorno, sono Gabriele da Vazzola. Gabriele da Vazzola, salve. Grazie che mi date l'opportunità di poter intervenire nella trasmissione. Volevo dire, praticamente il sindacato qua ci dice che è a tutela dei lavoratori, giustamente, no? E poi dicono anche che la situazione è complessa, ma in definitiva questa complessità, se dovevano fare il coso del lavoro, l'hanno creata in parte anche loro, che hanno permesso di fare questa giungla nel mondo del lavoro. E poi dico, siamo stanchi, dignità, quota 100, e questo e l'altro, ormai la storia la sa anche il gatto. Adesso abbiamo fatto il presepio, la sa anche le pecorelle del presepio. Si va in piazza e si rimane in piazza senza prendere paura, perché mai gli operai non ci vengono incontro. Siete voi che avete più paura degli operai. Grazie. Allora, faccio rispondere a Giacomo Vendrame e a chi vuole rispondere dopo la pubblicità. Rieccoci in diretta, l'ultima parte di ore 13. Allora, Gabriele, se non ricordo male, da Vazzola ci aveva chiamato proprio prima della pubblicità dicendo, insomma, voi parlate di situazioni complesse, ma le dovete cambiare voi, se non lo fate voi che siete il sindacato, e bisogna tornare in piazza.
Vendrame. Noi in piazza ci siamo sempre, non so Gabriele se c'era quando abbiamo fatto le tante manifestazioni, non è una polemica ma è un dato di fatto, nel senso che noi, se penso dal 2011 a oggi, prendo il 2011 perché è la famosa riforma Fornero che ci hanno ricordato sempre i lavoratori nei luoghi di lavoro, non abbiamo fatto abbastanza, ma io me la ricordo a Treviso, Piazza Borsa, le famose 4 ore di sciopero, se era così sentita quella cosa sarebbe dovuta stare stracolma, perché poi il percorso dell'utilizzo dello strumento della mobilitazione è anche un percorso a crescere, se c'è tanto consenso tu continui a spingere rispetto a chi fa le leggi, perché ricordo che il sindacato non fa le leggi, lo fa il Parlamento, dovrebbe farlo il Parlamento, spesso lo fa il Governo e noi facciamo pressione su questo. Ricordo anche che nel 2014 1,5 milioni di persone a Roma, la CGIL le ha chiamate e erano in piazza contro il Job Act. Altro tema molto dibattuto. Quindi quando noi diciamo la situazione è complessa, perché ci rendiamo conto che la nostra pressione non è sufficiente per far cambiare l'indicazione legislativa su questo. Il punto vero è che non possiamo neanche buttare a mare l'attività del sindacato, perché nonostante tutto il sindacato c'è e mette le toppe dove può metterle, e ricordo anche tra l'altro che noi abbiamo proposto una legge di iniziativa popolare, a proposito del fatto che le leggi non facciamo noi, ma proviamo almeno a suggerirle, che è una riscrittura, se volete, del mondo del lavoro, delle regole del mondo del lavoro per quanto riguarda l'Italia, quindi una proposta di nuovo statuto, se volete, che tenga presente dell'evoluzione che ha avuto il mercato del lavoro e che risponderebbe a praticamente tutte le esigenze che i lavoratori hanno. Oggi, sebbene prima del 4 marzo tutti erano molto contenti di quella legislazione, ne discuteremo nella prossima legislatura, ad oggi è dentro i cassetti, come spesso accade alle leggi di iniziativa popolare, e non viene discussa. Lì ci sarebbero le soluzioni anche alle storture del decreto dignità, perché tutto sommato ci sono dei principi che, se applicati nella maniera giusta, risolverebbero molti problemi della precarietà. Volevo tornare da Rossano. Solo una cosa sulla questione del sindacato, velocissima, e io qui sono il più vecchio, sì. Io sono stato nel sindacato come operaio in fabbrica, come delegato, ho fatto il sindacalista, ho fatto varie cose, e il sindacato non è un'entità astratta che casca dal cielo e fa le cose. Il sindacato è forte quando ha i lavoratori. Quando io ero in fabbrica e uno mi diceva siccome non riuscite a portarmi a casa il livello io mi meccavo dal sindacato, io da delegato dicevo: e quando ti sei tolto hai preso il livello? No, hai semplicemente indebolito, così se non lo prendi adesso non lo prenderai mai neanche dopo. Nel senso che la piazza non la fa il sindacato, non la fa sti tre qua, la piazza la fa la gente che viene in piazza perché crede. Se la gente, siccome c'è la mania un po' di dire del delegare, gli altri devono andare in piazza, non io, perché io ho altro da fare, e se tutti facciamo questo ragionamento diventa complicato dare forza al sindacato. Volevo solo dire questo, insomma. Oppure si va in piazza sulla tastiera del computer, più facile, più comodo. Mi sorge una domanda, non so se farla a Tasinato o Vendrame. Il fatto che l'elettorato comunque, cioè il mondo dei lavoratori in questi ultimi anni, a quanto pare, a quanto sembra, non so se sia una leggenda metropolitana, sia un elettorato molto più di centrodestra se non di destra. Può aver cambiato un po' i rapporti anche col sindacato? No, noi proprio perché conosciamo la nostra realtà, io parlo in particolare di Treviso, sappiamo benissimo che chi abbiamo davanti quando andiamo a fare un'assemblea sindacale in maggioranza molto probabilmente hanno votato l'attuale governo. Poi nel rapporto con noi sono magari anche i nostri iscritti, perché ci riconoscono comunque un ruolo, perché questo è fatto noto anche di una rappresentanza politica che si è separata, se volete, dall'ambito della rappresentanza sociale. Questo non toglie però che noi le cose le raccontiamo per come stanno, e non toglie il fatto che registro in questi mesi in cui noi stiamo andando tra l'altro a proporre la nostra idea di legge di stabilità, e quando dico nostra CGIL e CISL Will, che c'è anche una disaffezione un po' a quello che era una speranza che col 4 marzo è stata esercitata con il voto, ed oggi di fronte alle incertezze del governo, in particolare su alcuni argomenti, quella speranza sta diventando disillusione. Io mi preoccupo però perché la disillusione ulteriore, il non rispondere concretamente alle persone, indipendentemente dall'orientamento di quel governo, genera un malessere che può diventare profondo e può scaturire una rabbia sociale che poi è molto più complicata contenere e in qualche modo indirizzare nella
direzione giusta. La mia preoccupazione è di una risposta autoritaria, io lo dico, nel senso che di fronte a un caos del genere, di fronte alla nostra difficoltà a orientare i lavoratori, sebbene siamo presenti e venga riconosciuto il nostro ruolo, sia di una ulteriore richiesta di risposta autoritaria. Non si può risolvere il problema, ci affidiamo a una persona che risolve tutto lui. Ecco, io vorrei evitare uno scenario di questo tipo. Telefonata in diretta, buongiorno, con chi parliamo? Sono Ferotto. Da dove chiama? Da Falzè di Piave, mi sente? Sì, la sentiamo, ci dica tutto. Allora, niente, io a proposito di sindacati, io sono una persona che ha chiuso l'attività qualche anno fa, un piccolo imprenditore artigiano, e nella mia storia ho fatto l'albergatore negli anni passati e sono arrivato alla mia età e a un certo punto mi sono trovato di fronte a una situazione che se non facevo di più, essendo unico, singolo, artigiano, dovevo fare di più per quanto riguarda gli studi del settore e compagnia briscola. Io la domanda che volevo fare a quei signori lì che sono lì, i sindacati, che anche loro percepiscono un bel stipendio e quando vanno in pensione illo tempore cosa prendono? Non vorrei fare nomi. Io mi dico, ma perché servono tutti questi sindacati? Per far valere il diritto sia di io che ero un piccolo artigiano, un piccolo spicco della fascina, va bene? Perché altrimenti non andate da nessuna parte. È inutile che mi chiedono a me, allora ancora sì, vieni a Treviso, guarda che io sono di San Biagio Calata, nato, Dunque, ho 76 anni, la storia ve la scrivo io a voi, caro sottogoverno. Voi non potete dire venite in piazza, siete voi che dovete controllare quello che fa il governo se le cose sono giuste. E poi la tessera ve la tenete voi, no? Allora, queste storie qua, anche la rendicontazione dei vostri, non è mai stato possibile sapere cosa prende un sindacato. No. Allora io vorrei avere una risposta, prima di tutto perché ci sono tutti questi sindacati, li chiamo io, basterebbe uno, forse due, non lo so, al massimo. Cos'è tutta questa storia qua? Mettetevi d'accordo o no? Uno se ne in piazza, che l'altro se ne sul SIL, che l'altro se ne sul Piave, che l'altro se ne per qua, se ne per là, e l'Italia deve essere da Canicatia a Bolzano una unica. Non ci devono essere differenze, questo lo dico io personalmente. Guarda, io ho recuperato la pensione di mia moglie per portarla ai 20 anni e prende 335 euro al mese neanche per Cipria. Che ha versato poco. Va bene? Io sulla mia pensione che prendo 2000 lordi, te lascio lì 500 di tasse. Va bene? E dopo vedo l'altro che prendo 880.000 euro all'anno, il capo del nostro. No? E allora io non lo so, inutile discutere dell'acqua fritta. No, calda, fritta. Il sindacato si deve mettere in testa, non per far casino in piazza, che dico casino per l'amore di Dio, no, io rispetto tutti, non sono mica uno. Certo. Però vorrei avere una risposta, prima di tutto perché ci sono tutti questi sindacati. E dopo perché uno deve sempre andare là a portare, ma sa che io Equitalia, se vado a Conegliano, li butto per aria. Ha capito o no? Abbiamo capito. Perché io le tasse le ho pagate, sono cittadino onesto e ho 67 anni, mi sono fatto la casa, ho lavorato al Bavo a Venezia, ho fatto qualcosa. Dunque ho fatto prima il commerciante, l'albergatore, o il cavallino bianco a Falzè di Piave, e ho fatto anche 27 anni anno. Abbiamo capito. Dunque sono un autodidatta, le mie macchine che ho vendute qua di là in tutto il mondo, le ho fatte io, non sono andato in cerca di tante storie. Certo. Ha capito? Io, mi scuso, No, ma si figuri, lei... Sono un po' acclarato, voglio sentire una risposta. Ma va bene, è il suo sfogo, è lo sfogo della sua esperienza. Lasciamo il tempo di rispondere, grazie intanto. A posto. E auguri di buon Natale. Allora, ha posto una serie di questioni. Intanto non è vero che i sindacalisti prendono questi stipendi faraonici, non ho capito se prende da 2.000 euro lordi o netti di pensione, più o meno è quello che prende un sindacalista, nel senso che e tra l'altro è tutto trasparente, almeno per la CGIL. Ricordo da Susanna Camusso in giù c'è un regolamento e viene applicato quello, e Susanna Camusso, se non sbaglio, prende 3.000 euro netti al mese ed è quella che prende di più all'interno dell'organizzazione perché è segretario generale nazionale.
perché esistono tanti sindacati? Noi ci teniamo soprattutto quelli confederali perché abbiamo un'idea confederale. Esistono i sindacati perché ci sono gli iscritti, perché questa è una cosa importante, cioè a Treviso non è che la CGIL Treviso qualcuno ha deciso che esiste, 77.000 lavoratori e di più, perché siamo praticamente a 78.000, hanno deciso di iscriversi al sindacato CGIL a Treviso e noi esistiamo per quello. Poi gli altri, siccome esiste la libertà, decidono di iscriversi agli altri sindacati. Ricordo che proprio anche per andare nella direzione che diceva il signore, che esiste un testo unico sulla rappresentanza che dice che è ora in qualche modo che il sindacato pesa per quello che effettivamente rappresenta, su cui noi come CGIL siamo sempre stati d'accordo, perché è inutile andare a un tavolo con 20 soggetti quando in 3 rappresenti il 95% e magari uno che rappresenta il 2% ha la stessa voce in capitolo degli altri. Non è una questione, è una questione democratica, è una questione appunto di rappresentanza. Quel testo unico sulla rappresentanza, guardate che noi siamo pronti a certificare i nostri iscritti, ma per certificare i nostri iscritti ci vuole la non comunicazione delle aziende. Le aziende sono molto restie, siccome non hanno l'obbligo a farlo, a fare questo tipo di comunicazione. Ricordo che la stessa cosa non funziona però per le associazioni di categoria. Uno dei problemi che noi abbiamo nel nostro paese è che ci sono troppe associazioni di categoria, che è lo stesso problema, se volete, dall'altra parte del sindacato. Perché le associazioni di categoria non certificano la loro rappresentanza? Ad esempio. Quindi le questioni che poneva il signore andrebbero un po' contestualizzate nel merito e chiariti alcuni aspetti, non so come dire. Ormai sì, lascio l'ultima parola a Tasinato, siamo davvero in chiusura. Volevo solo dire, quando si parla di sindacati si parla di tutti. Allora, in Italia abbiamo oltre 800 contratti di lavoro, i sindacati sono una trentina. Gli 800 contratti sono fatti da 800 associazioni datoriali che ognuna vuole fare il suo contratto, perché io che mi occupo di somministrati, nel mio piccolo, le agenzie per il lavoro, che sono 50 in tutta Italia, sono divise in 2 associazioni e vogliono ognuna il loro contratto. Quindi io credo che, visto che era un imprenditore, dovrebbe cominciare a guardare anche in casa sua rispetto alla questione del sindacato. Era solo un consiglio. Ringrazio i nostri amici allora della CGIL che sono venuti a trovarci come ogni giovedì, grazie per essere stati con noi e per aver risposto anche alle domande dei nostri telespettatori. Alla prossima, arrivederci.